Sequestrato a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, un vasto complesso utilizzato come cantiere navale, ristorante e circolo ricreativo, sorto su un'area demaniale lungo il Tevere. L'operazione è stata condotta dalla sezione operativa navale di Roma della Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto di Roma e dalla Guardia Costiera di Fiumicino, insieme alla squadra fluviale della Polizia di Stato, con il supporto tecnico di Regione Lazio, Comune di Fiumicino e Soprintendenza. Sotto sequestro preventivo un'area golenale demaniale di quasi 23.000 metri quadrati e il prospicente specchio acqueo di circa 5.700 metri quadrati. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, mancava il titolo concessorio necessario per l'utilizzo esclusivo sia dell'area sia dello specchio d'acqua. Nel sito erano presenti un rimessaggio per imbarcazioni lungo circa 230 metri lineari, un edificio in muratura destinato alla ristorazione, un circolo nautico utilizzato da un'altra società, aree parcheggio, una zona verde attrezzata lungo il fiume, una piattaforma su pilotis, 2 capannoni adibiti a officina e deposito, 6 container, un pontile galleggiante e una gru fissa per la movimentazione delle barche. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere presunti abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico con strutture realizzate in assenza delle autorizzazioni previste. Contestate anche violazioni ambientali. L'attività cantieristica sarebbe stata svolta senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre gli scarichi delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dei locali adibiti a officina, deposito e circolo nautico risultavano privi di autorizzazione valida perché scaduta. Gli sviluppi investigativi di natura economico-finanziaria hanno poi portato alla contestazione di oltre 1.697.000 euro per canoni demaniali non corrisposti, oggi trasformati in indennizi, oltre a circa 15.000 euro per incongruenze nelle dichiarazioni Tari. Al termine delle operazioni è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nei confronti del responsabile del sito, con ipotesi di reato legate all'occupazione abusiva del demanio e alle violazioni ambientali.